Buongiorno e ben ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, partiamo come sempre puntualissimi per raccontarvi i fatti principali di questa giornata. Andremo tra pochissimo in diretta a Chiarano per tutti gli aggiornamenti sulle indagini relative a quell'agguato, lo ricorderete, lo scorso marzo ai danni di un operaio ferito in strada da colpi di pistola sparati da uno scooter in corsa, e poi vi racconteremo chiaramente tutti i preparativi in vista della Dunata degli Alpini a Vicenza, ma subito la cronaca ci porta nel Bellunese, a San Gregorio nelle Alpi, per una violenta esplosione avvenuta in una casa colonica. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Francesca, come hai detto questa mattina poco prima delle 7:30 e sono gravissime, ve lo dico subito, le condizioni di salute di un 79enne di San Gregorio nelle Alpi, si chiama Giovanni Andric, questa mattina è rimasto ferito nell'esplosione e nel successivo incendio della sua casa colonica che risale ai primi dell'Ottocento in località Romagno, che si trova nella frazione di Fumacca, poco meno di 1 chilometro dal centro di San Gregorio nelle Alpi. La deflagrazione è stata causata con molta probabilità da una fuga di gas. A dare l'allarme alle 7:25 puntuale alla centrale del SUE 118 e dei Vigili del Fuoco è stato il nipote di Giovanni Andric, che è stato portato, pensate, in salvo da un vicino di casa che si è precipitato dalla stalla adiacente alla casa colonica dove stava mungendo le mucche. L'uomo ha trovato Giovanni Andric accasciato sul divano, privo di sensi, con ustioni diffuse, l'ha caricato di peso e trasportato in giardino. Di lì a poco sono arrivati i sanitari dell'eliambulanza del SUEM che è arrivata da Treviso e quelli dell'ambulanza dell'ospedale di Feltre hanno prestato le prime cure al 79enne che è stato intubato e trasferito al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Le squadre dei vigili del fuoco sono partite da Belluno e da Feltre con il supporto dei volontari, sono state impegnate lungamente per circoscrivere l'incendio e per mettere in sicurezza ciò che resta di questa casa completamente distrutta. Le operazioni si prevede si protrarranno anche nel pomeriggio. Al termine del lavoro i vigili del fuoco eseguiranno i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica di questo scoppio, sull'origine del quale gli stessi pompieri non hanno dubbio alcuno. A Romagno di Fumacca sono arrivati anche i carabinieri di Feltre e i tecnici del comune. In questo momento noi non conosciamo le condizioni di arrivo di Giovanni Andric al centro grandi ustionati di Padova. L'uomo presentava, come vi ho detto, ustioni diffuse importanti su tutto il corpo. In quella casa colonica Giovanni Andric vive da solo. Francesca. Grazie davvero Tiziana. Nel caso tu avessi ulteriori aggiornamenti soprattutto sulle condizioni di salute del ferito, chiedici la linea, e stasera poi nei nostri telegiornali vedremo la cronaca di quanto accaduto e anche le voci raccolte sul posto dei testimoni di quanto accaduto. Lo ricordiamo a San Gregorio nelle Alpi, con questa esplosione in una casa colonica, c'è una persona in gravissime condizioni. E salgono invece a 3 gli indagati per la brutta vicenda della pensionata padovana azzannata in casa da 5 cani di grossa taglia. Un nuovo indagato per l'aggressione subita da un'anziana padovana azzannata in casa dai suoi cani lo scorso 20 aprile. Si tratta di una 34enne nipote della vittima che risulta essere iscritta nel registro degli indagati insieme alla 59enne figlia della pensionata e al 21enne figlio di quest'ultima. I 3 sarebbero i proprietari dei cani di razza Amstaff e American Bully che erano in casa nel momento in cui l'anziana è stata azzannata. La signora è ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova, ha perso un braccio e un avambraccio.
La procura di Padova indaga sulla gestione degli animali, troppi per essere tenuti in un appartamento di dimensioni contenute come quello dove viveva l'anziana con la figlia e il nipote. I cani sono tutti di grossa taglia, una di loro era anche in attesa di 15 cuccioli nati in questi giorni dopo il trasferimento in un canile di Rubano. Il servizio veterinario dell'USL 6 infatti dopo i fatti aveva disposto il trasferimento in una struttura consona. Le indagini della procura vogliono anche chiarire se ci fosse un commercio non proprio legale di cani. Una di loro, la più aggressiva, era già stata messa in vendita in un sito online. Come anticipato andiamo a Chiarano per gli aggiornamenti sulle indagini relative a questo agguato avvenuto lo scorso 7 marzo in strada. Insieme a Edi Caliman e Francesca Pezzo vedo l'avvocato Ermira Zuri, che è l'avvocato della persona ferita, dell'uomo ferito, che è insieme a Edi, e vedremo insomma quello che ci potranno raccontare rispetto agli sviluppi di queste ultime ore. Buongiorno Edi e buongiorno naturalmente ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto tu, noi siamo a Chiarano, precisamente in via Tabacchi, alle spalle di dove è avvenuto l'agguato ai danni di Aydin Cuchici, 37 anni. 2 mesi fa esatti, era il 7 marzo, erano le 7 del mattino, 7:10 circa, quando il signore stava uscendo di casa per andare al lavoro. È stato raggiunto da 2 colpi di arma da fuoco sparati da uno scooter condotto da 2 persone. Siamo in compagnia dell'avvocato che ha aiutato l'assistito anche a difendersi, perché c'erano già dei sospetti sul presunto responsabile di questa azione. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, da subito abbiamo avuto dei sospetti con un unico episodio che ha avuto nel passato di lite, circa 3 anni fa. E possiamo dire insomma perché si sospettava? Si sospettava perché era l'unico episodio che ci veniva in mente di cui aveva avuto una lite, di cui il mio assistito aveva avuto una lite. Come sta adesso il suo assistito? Non vuole parlarci perché ci diceva è ancora molto scosso, sta bene per fortuna, però sono stati 2 mesi intensi. È stato drammatico per la famiglia, ha cambiato radicalmente le sue abitudini quotidiane. Lui ad oggi non è andato a lavorare, ringraziamo Dio che è salvo, ma comunque la sua vita è cambiata radicalmente. Ha 3 bambini piccoli che per un periodo ha dovuto anche portarli via dall'Italia perché continuavano con le domande ogni giorno. Questa mattina la notizia dell'arresto, l'uomo ritenuto responsabile dell'agguato è stato trovato in un'abitazione di Salgareda, arrestato. Che effetto ha fatto? Felicissimi, speriamo. La giustizia, intanto ci congratuliamo con la procura, con il nucleo operativo, con tutti quelli che hanno lavorato in questo periodo, e speriamo, attendiamo fiduciosi la giustizia. Aydin, posso chiederle come sta oggi? Sto un po' meglio, grazie. Un po' meglio. Ancora un po' scosso? Certamente. Grazie Francesca, come puoi ben immaginare dopo questa vicenda ringraziamo Aydin che ha deciso di venire in diretta con noi, ovviamente anche l'avvocato. Ci sono, nel caso dovessero esserci ulteriori sviluppi, ovviamente nelle edizioni dei nostri telegiornali della sera, e da Chiarano per ora è tutto, grazie. Grazie a Edi Caliman, grazie naturalmente all'avvocato e grazie insomma anche a questo uomo che, come avete sentito, è provato per quanto accaduto, seppur sollevato per gli esiti delle indagini, ma chiaramente resta quella ferita soprattutto nell'anima per l'incubo vissuto. Vi leggo esattamente il comunicato dei Carabinieri di Treviso che hanno portato appunto a questi sviluppi. Nelle prime ore della mattinata i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso hanno rintracciato in un'abitazione di Salgareda un 33enne di origini kosovare destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2022 dal Tribunale di Venezia, dovendo appunto quest'uomo espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione per i reati contro la persona in materia di armi e stupefacenti. In questo contesto
I carabinieri, dopo appunto le indagini dirette dalla procura di Treviso relative al tentato omicidio del 37enne kosovaro lo scorso 7 marzo a Chiarano, raggiunto da 2 colpi di arma da fuoco esplosi da 2 persone a bordo di uno scooter, notificavano allo straniero un'informazione di garanzia per i reati aggravati e in concorso di tentato omicidio e detenzione e porto illegali di armi. C'è stata anche una perquisizione nei confronti dell'uomo che hanno consentito di acquisire ulteriori elementi di interesse investigativo, e questo insomma per completare quanto già detto da Edi Caliman. I vigili del fuoco sono impegnati a Verona nelle ricerche di un uomo che si è gettato nel fiume Adige. Sul posto sono intervenute 2 squadre con 7 uomini e sommozzatori arrivati da Vicenza. Da quanto ricostruito, l'uomo stava probabilmente cercando di sfuggire alla polizia dopo una spaccata in un bar nel parco dell'ex Arsenale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tuffato vestito e sarebbe scomparso nelle acque tra Ponte Garibaldi e Ponte Pietra dopo che era già scattato l'allarme lanciato da alcuni passanti. Le ricerche stanno proseguendo anche con un elicottero che sorvola la zona. Secondo quanto appreso, insieme all'uomo ci sarebbero stati altre 2 persone. Uno è stato bloccato dalla polizia e l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce. E torniamo all'omicidio di Jesolo. Si indaga per omicidio volontario. I carabinieri stanno lavorando a tutto campo per far luce sulla morte di Roberto Basso, il tabaccaio trovato senza vita in casa in una pozza di sangue. Domani l'autopsia. Abbiamo visto che sono entrati di notte e stanno facendo un po' la ricerca delle telecamere della zona per vedere appunto se riescono a ricostruire, penso, le ultime ore prima della morte. Sono indagini a 360 gradi, come si evince anche dalle testimonianze, quelle dei carabinieri per far luce sul giallo intorno alla morte di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne trovato lunedì mattina dal fratello Andrea in una pozza di sangue al piano terra della sua abitazione in via Antiche Mura a Jesolo. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per omicidio, ma il caso è ancora avvolto nel mistero. Basso, infatti, sarebbe stato trovato con segni sul collo compatibili a quelli dello strangolamento e, secondo i primi rilievi effettuati dal medico legale, potrebbe essere morto per alcuni colpi alla testa, inferti da un corpo contundente che si sta cercando tra le 22 e le 24 di domenica notte. Solo l'autopsia, che sarà eseguita dal medico legale Cristina Mazzarolo, potrà però stabilire con certezza cosa sia accaduto. Ancora molti i dubbi al momento. Il lasso di tempo di circa un'ora da quando il fratello l'ha trovato a quando ha dato l'allarme. L'ipotesi di una rapina andata a male, come teme anche chi lavora accanto al 64enne, ma non si esclude nemmeno quella del delitto passionale. Tenendo conto che in questo periodo la stagione non è ancora partita del tutto, quindi non ci sono ancora molte persone che arrivano, le prime ipotesi che diciamo tra di noi, tra clienti, tra colleghi, è che probabilmente se si tratta appunto di un omicidio a scopo di rapina, forse era una persona che lo conosceva, comunque che sapeva le sue abitudini, tenendo conto che abitava su una zona isolata lui. Quindi probabile sì che essendo un omicidio avvenuto di sera, magari il ladro dice ci avrà l'incasso del fine settimana, quindi pensava magari di poter rubargli l'incasso del weekend. Dopo un sopralluogo in casa dove alcune stanze sono state trovate sottosopra, gli investigatori, che si sono avvalsi anche dell'utilizzo di un drone scandagliando i campi circostanti per trovare ogni traccia possibile, si sono spostati nella tabaccheria di Piazza Marina, ora posta sotto sequestro, dove alcuni testimoni dicono di aver visto una luce accesa alle primissime ore dell'alba. Da chiarire anche come mai il portone d'ingresso dell'abitazione di via Antiche Mura fosse bloccato a chiave dall'interno, gli infissi serrati tranne forse una finestrella secondaria semi-rotta. Dettagli al vaglio degli investigatori, mentre tra chi conosceva Roberto e tra i suoi familiari resta lo shock, la perdita di una persona che tutti, come la cugina vicina di casa, definiscono buona e riservata. Una persona tranquilla. Lui aveva la sua attività in spiaggia, quindi andava via mattina, veniva a casa a mezzogiorno, si arrangiava per le sue cose, tornava a lavorare al pomeriggio, tornava a casa alla sera. Sempre così, questa era la sua vita. E gli amici e colleghi di Roberto Basso ora chiedono che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.
Il mio sguardo si è rivolto verso la tabaccheria e ho visto che c'era un mazzo di fiori a lui dedicato, però senza nessuna firma, ecco. Però mi ha fatto molto piacere anche al momento di vedere un piccolo segnale che qualcuno, insomma, ci abbia pensato. Grazie Roberto per i 50 anni di servizio che hai dato per Piazza Marina, hanno scritto su un bigliettino che accompagna un mazzo di rose lasciato di fronte al suo negozio. Resta lo sgomento e la vicinanza dei colleghi della zona, non ci resta che lasciar lavorare gli inquirenti, ci dicono, mentre i carabinieri stanno chiudendo la saracinesca del suo tabacchi. Roberto, che persona era? Una persona squisita, tranquilla, ecco, proprio come persona. Affabile con i clienti? Affabilissimo. Lei l'ultima volta che ha visto Roberto quando è stato? E l'ultima volta è stata domenica verso il tardo pomeriggio. E come l'aveva trovato? Ma tranquillissimo. È una persona molto affabile e tranquilla, che non andava mai fuori delle righe, ma molto corretta e sorridente, e aveva una parola per tutti. Cosa ne pensa di quanto è successo? Siamo veramente sconvolti e preoccupati per quello. Speriamo che venga fatta chiarezza e si trovi un eventuale colpevole della situazione. Secondo lei è stato ucciso da degli sconosciuti o da una persona che conosceva le sue abitudini, che magari voleva impossessarsi dell'incasso del fine settimana? Speriamo che siano degli sconosciuti, saremo veramente addolorati se si scopre che era una persona che lo conoscevano. Ha sconvolto tutti perché è capitato inaspettata in una piazza dove di solito non succede quasi niente, molto tranquilla, quindi ha lasciato un po' sbigottiti tutti noi operatori che siamo qui della zona. Roberto, che persona era? Roberto, una persona per bene, una persona molto precisa sul lavoro, sempre puntuale, molto riservata, una buona persona. Chi può averlo ucciso? Sicuramente qualche malvivente, può essere che qualcuno lo tenesse d'occhio, comunque sa che può avere un'attività, oppure può essere solo una tragica fatalità. Gli amici, chi lo conosceva, chiedono venga fatta giustizia. Vogliamo assolutamente giustizia e si faccia chiarezza se ci sono eventuali colpevoli, perché non possiamo vivere nell'incertezza e nel dubbio su questa tragica notizia che ha colpito la nostra piazza. E adesso ci spostiamo da Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo per parlare del ritorno, se mai fosse scomparso, del granchio blu, che sappiamo amare molto le temperature calde che ormai caratterizzano in estate i nostri mari. Granchio blu che torna a far paura, ma arrivano in contemporanea anche fondi importanti per i produttori. Buongiorno Ilaria e buongiorno ad Antonio Gottardo, presidente Flag Venezia. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo in compagnia appunto di Antonio Gottardo proprio per parlare di un ulteriore sostegno che è arrivato alla filiera della pesca legata al granchio blu. Questo nel decreto legge agricoltura approvato dal Consiglio dei Ministri, e tra le misure contenute quella della nomina di un commissario straordinario ad hoc che verrà decisa nei prossimi giorni, e soprattutto uno stanziamento di ulteriori 12 milioni per fronteggiare l'emergenza granchio blu, di cui Gottardo effettivamente abbiamo parlato tantissimo, soprattutto negli ultimi mesi. Questa innanzitutto è una buona notizia. Assolutamente sì, è la notizia che aspettavamo. È ovvio, di fronte a situazioni straordinarie non puoi dotarti di strumenti ordinari. La nomina di un commissario prefettizio, tra l'altro chiesta con forza dalla Regione Veneto e dal distretto di pesca Alto Adriatico da 6-7 mesi, giunge finalmente a conclusione. Auspichiamo che a breve venga nominato questo commissario e che inizi un'attività di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'erogazione di fondi, per affrontare le emergenze e per individuare anche attraverso la ricerca quali possono essere le azioni migliori per uscire da questa impasse, da questo blocco che sta compromettendo centinaia e centinaia di imprese. Anche perché, diciamolo, Presidente, poi mi corregga se sbaglio, per ogni vongola ci sono almeno 100 granchi blu pronti a divorarla. Assolutamente sì, la curva di crescita del granchio è pazzesca. Siamo in una fase di forte crescita di questa curva di accrescimento del granchio. Ormai lo troviamo purtroppo anche già vicino ai lidi, vicino alle spiagge, non solo alle lagune. La presenza di femmine, quindi portatrici di uova
è sempre più forte e ci aspettiamo davvero dei dati molto pesanti, molto allarmanti sulla presenza del granchio blu sulle lagune e sulla costa veneta. Ecco, quello che è importante è che questi fondi, questi milioni che sono arrivati dovrebbero comunque aiutare a fronteggiare questa emergenza. Fronteggiare l'emergenza, ma anche per prefigurare un futuro a questo settore. Non possiamo lavorare solamente su una sorta di assistenzialismo fine a se stesso, dobbiamo cominciare a individuare possibili soluzioni concrete per queste attività economiche che rappresentano per la Regione Veneto, ma anche per l'Emilia Romagna, pezzi importanti, cioè un'attività di servizi ecosistemici da parte del pescatore, pescare questi granchi e possibilmente commercializzarli, ma anche la possibilità di abbatterli in un contenimento gestito della risorsa e individuare forme alternative e rinforzare l'attività di molluschicoltura e acquacultura sulle lagune, immettendo seme possibilmente protetto con dei sistemi di protezione importanti. E a proposito di passi importanti, ci troviamo qui nella sede di Lega Coop, qui insomma a Marghera, per un'altra importante notizia, insomma di concerto con la Regione. Sono stati annunciati, proprio poco fa si è conclusa la conferenza stampa, nuovi bandi a favore del settore della pesca e dell'acquacultura. Assolutamente sì, sono bandi importanti, sono risorse importanti per le imprese, per le organizzazioni di produttori, i consorzi, anche per sviluppare una sorta di opportunità per molti giovani e dare loro una prospettiva che questo settore può rappresentare in un'ottica di diversificazione, pescaturismo, ititurismo, attività e servizi ecosistemici, non solo pesca, ma insomma garantire una possibilità, un futuro a qualche giovane che voglia entrare in una filiera anche enogastronomica importante per l'economia veneta. Grazie ad Antonio Gottardo, io qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e grazie ad Antonio Gottardo per questi importanti aggiornamenti per un settore in forte sofferenza. E adesso andiamo a Vicenza contro la rovescia per la durata degli alpini, preparativi in corso per l'allestimento della cittadella della Protezione Civile ANA a Campomarzo, che sarà il cuore della 95esima adunata. Per noi Luisa Bertini con Simone Squarcina in compagnia di Stefano Ravenna, responsabile della logistica ANA. Buongiorno Luisa e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno a te, i nostri telespettatori. Noi adesso ci troviamo a Campomarzo, che sarà il cuore di questa adunata, allestimenti in corso, a dire il vero già da qualche giorno. Oggi vedete un po' il lavoro maggiore, perché stanno allestendo diverse zone che poi saranno adibite a tutte le dimostrazioni di quello che è l'ANA Protezione Civile. Io sono in compagnia del responsabile della logistica Stefano Ravenna, che adesso un po' ci illumina su quello che diventerà di fatto questa cittadella, che sarà il cuore anche delle dimostrazioni, quindi rivolta anche all'interesse dei ragazzi. Sì, infatti siamo all'interno della cittadella della Protezione Civile. Qui verranno rappresentate tutte le specialità tecniche della Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini. Abbiamo già fatto l'allestimento di parte della cittadella. Come vedete nell'ingresso la componente informatica, telecomunicazioni e droni che stanno ultimando, alle nostre spalle la componente dell'antincendio boschivo che lavora e opera anche in ambito emergenziale col supporto delle forze armate, per quello vedete schierate anche una piccola componente delle forze armate e delle truppe alpine. Poi girandosi alle spalle ancora dei mezzi delle truppe alpine andrà tutta la parte, l'allestimento della componente logistica. Infatti vedete ci sono varie macchine e attrezzature che va nel trasporto e nella parte logistica del modulo assistenza alla popolazione, quindi in ambito terremoti, o nella parte idrogeologica, che è quella che va come assistenza alluvionale. Quindi tutta questa fascia qui è fascia riservata alle attrezzature, alle macchine, ai camion per la movimentazione, e tutte le isole avranno riservata una piccola parte che non sarà solo dinamica e statica, quindi a far vedere quelle che sono le nostre attrezzature, ma ci saranno delle parti dinamiche dove tutti i visitatori che verranno a trovarci potranno testare con mano, provare a loro volta
le nostre attrezzature e le nostre specialità. Ecco, infatti vediamo anche dei tronchi, lei mi diceva che poi sarà allestita là una piscina proprio perché i ragazzi potranno, come giustamente diceva lei, toccare con mano come si fa e cosa si fa. Sì, i ragazzi con i nostri operatori, quindi con l'operatore sempre a bordo, saliranno sulle macchine in movimento terra e potranno meccanicamente spostare dei tronchi da un posto all'altro. Nell'isola dove troviamo i sub e il salvamento fluviale andremo a allestire una piscina di quelle aperte, e potranno provare l'idrocostume e l'accesso in acqua. Ecco, io intanto ringrazio il nostro ospite che ovviamente è indaffaratissimo, telefono bollente in questi giorni, ma non soltanto qua si organizza, bensì in tutta la città, quindi io insieme a voi, prima di restituire la linea allo studio, guarderei anche un servizio che riguarda l'organizzazione della sicurezza. Uffici mobili di polizia, carabinieri e polizia locale di Vicenza verranno allestiti in piazza De Gasperi e piazza Biade, considerati punti strategici per la logistica in occasione della 95esima Adunata Nazionale degli Alpini. Gli uffici mobili vedranno la presenza costante di ufficiali di polizia giudiziaria a cui poter presentare eventuali denunce per qualsiasi tipo di reato nell'ambito della manifestazione. La postazione di piazza Biade sarà operativa anche in orario notturno, mentre quella di piazza De Gasperi sarà attiva dalle 7 del mattino all'1 di notte. Sarà anche intensificata la presenza delle forze dell'ordine con pattuglie appiedate o in moto in tutte le zone destinate allo svolgimento della manifestazione, a cui saranno aggiunte risorse antiterrorismo con reparti specializzati della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza e rinforzi assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Per i controlli ai varchi di chiusura delle zone rossa, arancione e gialla saranno invece impiegate risorse della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. E le penne nere padovane hanno raccontato questa mattina al nostro Francesco Rattai il loro impegno tra emergenza e sociale, ma anche le loro esperienze. Manca sempre meno al fine settimana della Dunata Alpina, la 95esima, che si terrà a Vicenza quest'anno. Siamo qui nella sede di Mortise dell'Associazione ANA di Padova per conoscere altri aspetti di quella che è la cosiddetta alpinità, ovvero il fatto che gli alpini siano presenti nelle emergenze, che siano presenti quando c'è bisogno di dare una mano, ma siano presenti anche quando c'è la necessità di raccontare la storia, raccontare quello che è stato la storia di un corpo molto importante. Con noi Giampaolo Gottardo, che è coordinatore del gruppo Emergenze, e Giuseppe Nicoletto, che è coordinatore del centro studi del gruppo ANA di Padova. Inizierei con il signor Giampaolo. Insomma, quando c'è un'emergenza grande o piccola, gli alpini ci sono. Gli alpini di Padova ci sono fin dal 1969, non c'era ancora la protezione civile nazionale, è iniziato con un nucleo che ha iniziato ad associarsi, ad affiancarsi ai vigili del fuoco per gli interventi di incendio boschivo nei Colli Euganei. Poi un po' alla volta si sono allargati ad altre emergenze finché dopo il terremoto del Friuli, in cui sono intervenuti a fianco alle truppe alpine, è stato il Ministero che con Zaberletti ha riconosciuto la protezione civile, quindi anche il nostro nucleo che fra le altre cose si fregia del titolo del prima unità di protezione civile a livello nazionale come protezione civile alpina. E voi siete sempre presenti in tutte le emergenze, dalle alluvioni in Emilia, in Toscana, solo per citare le ultime, però siete presenti anche nelle piccole emergenze, come può essere il maltempo che ha colpito per esempio i Colli Euganei poco tempo fa. Sì, l'intervento dell'unità di protezione civile degli alpini si sviluppa ogni qualvolta c'è la vita umana in pericolo, per cui anche
la piccola esodazione può creare problemi e dà la necessità di mettere in sicurezza la popolazione innanzitutto, poi anche naturalmente i beni e quelle che è la vita civile. Quindi noi siamo intervenuti dall'esodazione del Muson, perché è richiesto dalla protezione civile locale, fino al Vaia. Il Vaia è una grande emergenza che ha riguardato la zona del Bellunese e del Trentino, e fino alle piccole emergenze dove era necessario un intervento anche solo per fare le insaccate. Voi sapete, quei mucchi di sacchi di sabbia che vengono messi per limitare l'esodazione, e quindi questa è la nostra funzione principale. Con invece il signor Nicoletto parliamo dell'impegno che gli alpini portano nella società, all'interno per esempio delle scuole. È molto forte il vostro aiuto e l'impegno che mettete per il ricordo e la memoria. Sì, la nostra attività vuole essere un contributo, una collaborazione con i docenti e quindi con la scuola, per portare delle conoscenze e delle esperienze che integrino o siano complementari alle materie curriculari che vengono svolte dai docenti dei programmi scolastici. Come sezione di Padova abbiamo costituito il gruppo Centro Studi nel 2011, quando c'è stato il 150° dell'Unità d'Italia. L'attività che si svolge ovviamente proponendo degli argomenti che vanno dalla storia, perché noi da un motto siamo custodi della memoria ed esempio di solidarietà. E i ragazzi come rispondono quando vi vedono? Sono incuriositi? Riescono a fare loro quello che gli trasmettete? Guardi, sono grandi soddisfazioni, piccole ma davvero soddisfazioni che emozionano e che ci confortano nell'impegno che mettiamo, perché ci dedichiamo parecchio tempo. Naturalmente non siamo docenti, quindi noi ci proponiamo per collaborare con gli insegnanti. Pertanto con tanta passione leggiamo, ci documentiamo, portiamo delle prove andando ad attingere documenti, per esempio all'Archivio di Stato, piuttosto nelle molto fornite biblioteche che abbiamo. E i ragazzi rispondono davvero con una curiosità che ci emoziona tante volte. Perché sarà il nostro cappello strano, no? Quindi il personaggio che entra in aula, chi sono gli alpini? Gli alpini, ma gli alpini col nostro modo di fare, allegro, disponibile, insomma affettuoso e disponibile, appunto creiamo quel clima di benessere, ecco, e quindi poi l'attenzione non manca. E alla fine i commenti che riceviamo sono veramente gratificanti. E la testimonianza di un ragazzo alla maturità, e quindi a 18 anni, al quale gli è stato chiesto cosa ti ricordi del periodo scolastico? Nulla, ma qualcosa che ti abbia colpito di più? Sì, l'incontro con gli alpini, perché sono venuti sorridendo, e ci hanno lasciato delle conoscenze come se fossimo stati in trattoria. L'abbiamo condiviso allegramente e siamo stati contenti, e quindi quello che ci hanno portato è stato qualcosa di utile che ci ricorderemo. E questi sono gli alpini, l'anima, il cuore alpino. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo subito da Valentina Visentin con Cristian Roque Allende per la vicenda che risale al 2020, quando un uomo a Cadoneghe uccise la moglie a coltellate nel loro letto, nella loro camera da letto. Ebbene, la Cassazione conferma l'ergastolo per l'autore del femminicidio. Gli aggiornamenti, buongiorno Valentina. Ok, vi sento. Sì,
Sì, buongiorno da Padova, per raccontarvi la conclusione di una vicenda giudiziaria, di un fatto di cronaca che quando è avvenuto aveva creato molta discussione e dibattito dell'opinione pubblica. Un efferato femminicidio avvenuto a novembre del 2020, la notte tra il 24 e il 25 novembre del 2020, quando una donna, Aisha, venne brutalmente uccisa dal suo compagno Abdel Fettah Gennati. Oggi la Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali e ha confermato l'ergastolo. Il quarantenne marocchino infatti era stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che non aveva mai riconosciuto il vizio di mente nemmeno in via parziale, né tantomeno le attenuanti generiche. La famiglia della donna, i figli, i fratelli e i genitori si erano costituiti parte civile. La donna era residente a Caltanissetta ma si era trasferita in Veneto con i figli e il marito. Aveva spesso denunciato, rivolgendosi prima alle forze dell'ordine e poi al centro antiviolenza, le botte e anche le pressioni del marito, che era convinto dei suoi presunti tradimenti, non accettava che lei volesse lasciarlo. Poi però si era allontanata, ritornando in famiglia fino alla brutale uccisione. È stata accoltellata mentre stava dormendo nella camera da letto insieme alla figlia più piccola. Più volte i legali di Abdel Fettah Gennati avevano cercato di dimostrare l'incapacità di intendere e di volere del quarantenne, depositando anche una perizia psichiatrica, ma è stato tutto rigettato dalla Cassazione, che ha confermato il massimo della pena. Le prove erano schiaccianti nei confronti dell'uomo, che era stato lui stesso a chiamare i carabinieri, e addirittura nei giorni prima del delitto aveva cercato più volte in internet modi per uccidere utilizzando dei veleni, arrivando poi però ad accoltellare mortalmente Aisha. Questa è la fine di una vicenda giudiziaria, con la conferma appunto dell'ergastolo. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero Valentina Visentini per questo importante aggiornamento di cronaca, e un aggiornamento di cronaca arriva dal sito del Gazzettino.it, lo leggiamo insieme. Pauroso incendio all'interno della Alpitronic, azienda leader nella produzione di colonnine per auto elettriche. Vedete un'enorme colonna di fumo nero che si è alzata in cielo. Il comune avverte i cittadini di tenere le finestre chiuse, è stato bloccato lo spazio aereo sulla città. Questo dunque è l'aggiornamento, ma adesso cambiamo argomento. Non sono più da sola in studio, ringrazio Simonetta Rubinato, presidente FISM Treviso, per essere qui con noi. Buongiorno, grazie davvero per essere con noi. Parliamo spesso di denatalità, spesso la proiettiamo in ottica futura, ma c'è un oggi, c'è un presente, e lo sanno bene le scuole dell'infanzia, le scuole i nidi, le scuole elementari paritarie, che soffrono forse mai come oggi questa denatalità, che poi si proietta anche in tutta quella che è l'organizzazione delle stesse strutture. Certo. Qual è la situazione oggi? La situazione è una continua diminuzione ovviamente degli alunni che possono iscriversi, anche se stanno ancora reggendo tutto sommato le nostre scuole, vogliono reggere, anche perché la diminuzione, diciamo così, delle iscrizioni nelle nostre scuole è inferiore, per quello che ho visto in questi ultimi anni, a quella che è la diminuzione complessiva degli alunni. Quindi vuol dire che ci sono comunque famiglie che, diminuendo come dire, il numero degli alunni iscrivibili, potrebbero accedere più facilmente al numero di scuole statali, che è limitato. Parlo della provincia di Treviso, c'è un'ottantina di scuole materne dell'infanzia statali contro oltre 200 scuole dell'infanzia. Questo significa che comunque le nostre scuole vengono ancora scelte per il tipo di servizio che danno, la qualità dell'offerta formativa, ma anche la flessibilità, cioè la possibilità di portare i bambini prima, di ritirarli dopo. Quindi nonostante con sacrifici enormi da parte di chi ci lavora per non cercare di contenere comunque il costo delle rette. Ecco, io ho coniato un termine, uno slogan, sia per i nostri nidi che per le nostre scuole dell'infanzia. Si parla molto di bonus. Allora, per i nidi c'è il bonus INPS, ci sono tanti altri bonus che il governo elargisce. Bene, se noi guardiamo quello che costa il costo del servizio di un bambino alla scuola dell'infanzia statale,
e il costo del medesimo servizio alla scuola dell'infanzia paritaria, c'è un bonus FISM, io lo chiamo, cioè frutto del lavoro della comunità, del risparmio, dell'attenzione a ogni euro di spesa, dei volontariati che consentono di ridurre i costi, che vale per la scuola dell'infanzia qualcosa come, più o meno il costo di un bambino a scuola statale è 8.000 euro, da noi 3.800, sono 4.000 euro di bonus FISM, io lo chiamo, per i contribuenti. Certo questo non lo vedono i genitori che devono pagare la retta, ma perché? Perché i finanziamenti sono inadeguati. Paradossalmente la diminuzione del numero dei bambini, che sono il futuro delle nostre comunità, che sono coloro sulle cui spalle graverà il welfare dei prossimi decenni, con una popolazione più anziana molto estesa, che avrà bisogno di maggiori servizi, non di minori servizi, e questi bambini saranno, come dire, i pilastri, che la parte attiva della popolazione che dovrà sostenere il resto. Per cui mai come oggi, oltre a dire ma bisogna incentivare la natalità, sì, per carità, va bene anche questo, ma quello che dovremmo incentivare è l'investimento su questi bambini. Assolutamente l'investimento fin dai primi anni di vita, fin dal nido, per consentire a tutti di accedere a opportunità educative e formative che li mettano in condizione di affrontare un futuro che sarà un po' complicato, per quello che ho appena detto, ma complicato anche dal nuovo contesto della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, cioè un mondo in cui bisognerà avere competenze complesse e formazione continua. Per cui se noi da piccoli prendiamo questi bambini, quando la loro, ci insegna anche la fisiologia del cervello, sono in grado veramente di essere una carta assorbente, diamo loro strumenti, anche in particolare attraverso l'inclusione scolastica per i bambini anche che hanno più difficoltà, ma hanno magari disabilità. Prima investi, più facile sarà per loro e per la comunità, come dire, affrontare le sfide del futuro. Quindi oggi non dovremmo vedere la denatalità come tutto sommato chiudiamo delle sezioni anche nella scuola statale, certo. Ci saranno meno costi. No, dobbiamo assolutamente investire di più e sul settore dell'infanzia rendere anche giustizia alle famiglie che nel nostro Veneto pagano 2 volte la scuola dell'infanzia, con le tasse pagano la scuola dell'infanzia e le altre regioni dove non c'è il nostro numero, la nostra rete di scuola dell'infanzia paritaria e poi con la retta pagano anche la scuola, il servizio per il loro figlio. Ecco, quindi è veramente un momento di cambiamento di pelle in cui non basta dire aiuto, aiuto, al lupo, ci sono meno bambini, ma in cui bisogna attrezzare le istituzioni, le risposte ai bisogni in modo nuovo e diverso, perché altrimenti non reggiamo le sfide che abbiamo davanti a noi. Siamo pronti a fare questo? C'è la mentalità? Ma secondo me sì, perché proprio queste scuole, io ricordo sempre questo, queste scuole nascono fin dalla metà dell'Ottocento, non solo in Veneto, ma soprattutto in Veneto, per comunità che quando pensi che la legge che istituisce la scuola dell'infanzia statale, allora si chiamava materna, è del 1968, quindi fino al 1968 non esiste la scuola dell'infanzia statale, la scuola materna statale. Quando lo Stato arriva e dice ai comuni costruite le scuole materne, in quell'epoca, quindi siamo negli anni 70, 1970 circa, le trova già fatte in Veneto, nella gran parte dei comuni. Quindi vuol dire che le comunità si erano già attrezzate per rispondere al bisogno delle famiglie, lo sviluppo economico che partiva, quindi la necessità di prendersi cura dei bambini mentre i genitori lavoravano, siamo appunto negli anni 70, 80, ma ripeto, molte di queste scuole nascono addirittura nel 1800, ecco, la comunità si è tirata sulle maniche e ha risposto al bisogno con una grande lungimiranza poi, no? Investendo sulla formazione dei bambini fin da allora. Allora, un territorio come questo aspetta solo gli strumenti per muoversi. Già oggi, con le difficoltà dei costi da coprire, queste scuole non reggerebbero con rette così contenute per non gravare sulle famiglie, senza tutta una comunità che si occupa della loro sostenibilità, senza la passione di chi ci lavora dentro, che ci mette ore in più, che vanno ben oltre il rapporto contrattuale di lavoro. Ecco, per cui l'humus, il sentimento, ma noi stessi, la FISM è fatta di volontari, no?
che ci credono, perché si tratta di un investimento, di una restituzione, io dico sempre, di ciò che io ho avuto da queste scuole da piccola, la restituzione oggi a quelle scuole per arrivare ai bambini. Abbiamo fatto la scorsa settimana come FISM degli incontri per la formazione di nonni e genitori, che sono stati molto interessanti. È stata bravissima la professoressa Amadini a parlare dell'alleanza educativa che ci deve essere tra nonni e genitori per creare un clima di protezione e di cura del bambino ottimo per la sua crescita, ecco, ottimale per la sua crescita. Quindi questo patrimonio educativo, formativo, di comunità è una fiche straordinaria da giocarsi come territorio, anche come Veneto, sul futuro, non solo per i paesi interni, proprio penso alla comunità veneta che dovrebbe da questa storia trarre esempio. Cioè il terreno è fertile, ma serve del fertilizzante ulteriore. Certo, serve che chi ha in mano, vede, in quegli anni c'era molta meno burocrazia, molto meno legislazione, non era tutto normato in modo dettagliato, quindi c'era anche una certa libertà nella sussidiarietà di muoversi e di creare risposte. Oggi giustamente si chiede il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza, della qualità della formazione, insomma tutto questo noi facciamo migliaia e migliaia di ore di formazione. Questo va bene, però oggi proprio per questo, come dire, assetto organizzativo più rigido, se non c'è l'istituzione che fornisce gli strumenti, cioè dice ti puoi muovere, puoi andare in direzione di conquistarti questo obiettivo, fai fatica, perché rischi di farlo senza le coperture normative che sono necessarie, quindi assumendo responsabilità importanti. Faccio un altro esempio. Se qui in Veneto ogni anno lo Stato ha risparmiato, ogni anno da decenni, 500-400 milioni perché non ha sulla libro paga le insegnanti delle scuole dell'infanzia. L'investimento dello Stato è 7.000 bambini nella scuola dell'infanzia statale per il personale, 1.000 per le nostre scuole. Quindi c'è una differenza di 6.000 moltiplicata per il numero di bambini, fate voi, sono centinaia di milioni. Ecco, benissimo, ma perché oggi col PNR si è voluto investire solo sulle strutture di proprietà dei comuni e degli enti pubblici? I nostri bambini non hanno diritto ad avere un minimo di investimento dalla fiscalità pagata anche dai loro genitori, dalle nostre comunità, anche per la sicurezza delle nostre scuole? Perché il tema è che dovremo entrare in un nuovo mondo in cui non può fare tutto lo Stato, perché il Paese ha un debito pubblico enorme, 3.000 miliardi di stock di debito fra un po'. Per cui non potrà sempre arrivare da Roma qualche finanziamento. Ecco perché la sussidiarietà, di cui queste scuole sono un esempio, dimostra come con meno si può fare altrettanto, se non di più, coinvolgendo la comunità e la sua generosità. Bene, allora applichiamo questa ricetta, applichiamola dicendo che va valutato se il servizio è pubblico, non se i muri sono di proprietà pubblica. Dopo lo Stato, laddove dà contributi, peraltro la legge regionale lo prevede anche, però non ci sono i fondi sufficienti, laddove appunto vengono dati i contributi pubblici, poi lo Stato verifichi, controlli, vada a fare quello che deve fare. Ma non ha senso, come dire, no, non ha senso, non è equo che le risorse vengano destinate solo a edifici di proprietà pubblica e non a edifici che erogano servizio pubblico che deve essere accessibile a tutti, perché è uno spreco, perché dovremmo allora chiudere le scuole materne paritarie, costruire 200 o anche un po' meno adesso con la denatalità, scuole dell'infanzia statali, assumere tutto il personale e lo Stato, allo Stato i 3, 4, 5 miliardi che servono per fare questo lungo lo stivale? Temo di no, visto che non ha neanche i 200 milioni, 300 milioni che servirebbero per finanziare un po' meglio queste scuole dando garanzia a tutte le famiglie. Ecco, per cui è veramente un tema di impostazione diversa e vantaggiosa per tutti, secondo me. In questo avrebbe dovuto aiutare l'autonomia differenziata, perché se io ho questa conformazione dei servizi per l'infanzia in Veneto, devo trovare delle risposte adeguate a questa realtà, non posso pensare di applicare le stesse regole che applico, non so, nelle Marche, dove solo il 10% delle scuole dell'infanzia sono paritarie, sono due realtà completamente diverse. Purtroppo dal 2017 siamo al
24 e siamo ancora alle teorie massime generali senza nulla di concreto, mentre affrontando per esempio il sistema integrato 06, io lo dico da anni un po' inascoltata, ma prima o poi ho fiducia che qualcosa accada. Se tu prendi il sistema integrato 0-6 anni, dove la regione ha forte competenza sullo 0-3 anni perché è sociale, e competenza concorrente sul 3-6 anni, che è infanzia, dove anche concorre con un contributo, tu dovresti, come dire, normare per il Veneto con una legge regionale il sistema integrato 0-6 anni del Veneto, negoziando con lo Stato giustamente le risorse che devono restare in Veneto per garantire alle famiglie parità di accesso. Cioè una famiglia deve portare il bambino alla scuola dell'infanzia allo stesso costo in ogni scuola del sistema nazionale di istruzione, come accade a Trento, come accade peraltro anche, non so, il comune di Brescia. Ecco, già applica da anni questa regola. Le famiglie non devono pagare la retta alla scuola dell'infanzia perché è un servizio pubblico che va garantito con finanziamento pubblico, visto che pagano le tasse. Sarebbe far toccare con mano i veneti, e si può fare, secondo me, in tempi ragionevolissimi, senza mettere in piedi tutto il marchingegno dei costi standard, dei LEP, della burocrazia che comporterà, se sarà approvata questa legge, che la cui attuazione sarà non si sa fra quanti anni. Ecco, sarebbe invece una concretezza immediata per le famiglie venete che hanno bambini che di colpo si vedono rimanere in portafoglio, oltre il bonus FISMA, i contribuenti, oltre al bonus FISMA, anche 1.000-1.500 euro l'anno, perché non dovrebbero pagare la retta, ma semplicemente pagare la mensa e il trasporto, come accade nella scuola dell'infanzia statale. Ecco, questo è molto semplice. Possiamo dare, siamo partiti forse alla fine di tutto il ragionamento e ci manca l'inizio, certo. Quindi qualche dato su quanto pesa la denatalità e se si traduce in chiusura di istituti o se, come diceva lei, riescono comunque tra 1000 sacrifici, e poi cerchiamo anche di capire di che sacrifici parliamo, a tenere aperto il servizio. Allora, noi qualche numero, insomma, ce l'ho qui davanti a me. Parlo degli ultimi anni, quelli in cui insomma, ho preso questo incarico di presidente di FISMA Treviso, ma poi si può proiettare anche su un dato regionale. Allora, nel 21-22, l'anno scolastico 2021-22, le nostre scuole avevano 13.286 alunni iscritti alla scuola dell'infanzia. Quest'anno erano 12.407, quindi 800 circa in 2 anni in meno. In proiezione per il prossimo anno scolastico, che è il 24-25, visti i 536 nati e iscrivibili alla scuola dell'infanzia nella provincia di Treviso, dato dell'Istat, probabilmente questi bambini saranno poco più che 12.000, quindi scenderanno di 400 unità molto probabilmente, un po' scenderanno anche nella scuola statale, quindi 500 bambini in meno. È un numero importante che significa un certo numero di iscrizioni in meno, eccetera. Come chiusura delle scuole? In realtà in questi 2 o 3 anni da cui sono presidente, io ho visto nel 2022 la chiusura di 5 scuole in provincia di Treviso, scuole piccole. L'anno scorso la chiusura di altre 2 scuole, quindi siamo a 7 scuole. In questo momento, per il prossimo anno scolastico, però, non ho sentore di chiusura di scuole in provincia di Treviso. Sicuramente ci sarà qualcosa a livello veneto, ma non in modo drammatico. Perché? Perché le scuole cercano comunque di mantenere il presidio sul territorio. Una comunità, prima di chiudere, anche quando è piccola, mi viene in mente una comunità anche qui vicina, no? È una piccola scuola dell'infanzia con insomma, un numero di bambini veramente esiguo, ma la comunità è così attaccata a questa realtà educativa che riesce a tenere in positivo il bilancio di una scuola che sarebbe drammaticamente in negativo con la sagra. Ecco, questo è un valore. Certo, ci sono le iniziative. Poi è certo che dobbiamo riorganizzare la rete in funzione di una migliore qualità del servizio, ma per esempio le scuole cercano per esempio di non licenziare, piuttosto si passa a dei part-time o delle collaborazioni in rete tra scuole, perché c'è anche una forte preoccupazione per i valori che ha la nostra rete, insomma,
di scuole cattoliche e cristiane, non solo l'attenzione al bambino e alla sua famiglia, ma e quindi le rette, contenerle al massimo al punto da andare anche in passivo molte volte col bilancio, ma anche un'attenzione nei confronti dei lavoratori di queste scuole, di chi vi opera. Addirittura non solo non c'è il problema fino ad oggi, insomma, di licenziare, non si vuole farlo, si cerca di riorganizzarsi in modo comunque in casi solo estremi, sottrarre personale alle scuole, ma addirittura c'è una disperata ricerca di docenti con i titoli, perché purtroppo ne vengono formati troppo pochi. La scuola dell'infanzia ha bisogno della laurea in scienze della formazione primaria e con una popolazione come quella del Veneto scolastica di un 100.000 bambini circa, un po' meno, 90-100.000 bambini nella fascia 3-6 anni. Noi abbiamo che l'Università di Verona e di Padova hanno come posti di ammissione per questa laurea 300 posti l'anno. Pensi che solo Bressanone, l'Università di Bressanone ne ha 300, ma serve solo la provincia di Bolzano, mentre Verona serve anche la provincia di Trento. Per cui abbiamo una grandissima difficoltà delle nostre scuole di trovare il docente con questo titolo. Allora la legge consente di ricorrere a titoli affini, si dice, cioè per esempio il titolo che serve per fare l'educatore nella scuola dell'infanzia piuttosto che nella sezione primavera. Però per legge non può essere un'assunzione oltre i 3 anni, deve essere a tempo determinato perché non è il titolo adeguato. Quindi ci arrabattiamo e combattono le scuole per cercare i docenti, poi quando magari c'è un concorso nella scuola statale abbiamo anche l'emorragia che esce dall'altra parte, per cui paradossalmente diminuiscono i bambini, ma disperatamente cerchiamo insegnanti con i titoli adeguati e per il sostegno anche, per esempio. Ecco. Quindi come vede anche qui un investimento e un'indicazione di investire anche nei giovani in questo settore della formazione, perché c'è spazio e c'è anzi necessità di posti di lavoro qualificati, perché la scuola è soprattutto la qualità del personale che la fa, la qualità della scuola è la qualità della docenza e come ho detto prima, oggi a questi bambini bisogna dare di più strumenti per affrontare un futuro complesso. Con tante sfide. Esatto. La nota dolente, e lei prima l'aveva in qualche modo toccata, è quella delle rette, cioè si riesce comunque a mantenere le rette stabili. Sì, allora, dati medi. Allora, noi abbiamo scuole in alcune, come dire, territori un po' più periferici, in cui magari c'è un po' più di apporto del volontariato, anche se ormai quasi tutto il personale delle nostre scuole è un personale laico, quindi una volta ci si avvantaggiava molto anche del personale religioso. C'è ancora in parte, ma ovviamente è minoritario. Ecco, allora ci sono scuole che chiedono ancora 160 euro di retta al mese, che è veramente pochissimo, che se pensi che in una scuola statale tra mensa e trasporto almeno 100 euro al mese ti vanno. Quindi qua si riesce a dare tutto il servizio con una retta del genere. A scuole che poi sono di particolare eccellenza, investono molto sulla proposta formativa, per cui i genitori dicono, beh, purché mio figlio abbia queste opportunità sono disposto a pagare anche una retta più elevata, può arrivare anche a 230-240 euro al mese. E la media è di 170 euro al mese, portati da ultimo, dopo i grandi aumenti dovuti ai costi dell'energia, alle crisi che ci sono state, l'inflazione, ci si è alzati verso come media i 180, 190, quasi tutte le scuole, insomma in media si stanno attestando lì. Ma ripeto, queste cifre sono così contenute, che sembrano tanto, ma sono contenute perché ci sono 4.000 euro di bonus FISM, come dicevo prima, cioè questa scuola costa meno della metà del costo di una scuola statale per i contribuenti, solo che qui il genitore paga la retta, nella scuola statale non si paga la retta. Ecco. Allora, qui però c'è una discriminazione io parlo sempre, non è una discriminazione tra scuole, è una discriminazione prima di tutto tra famiglie, perché devi avere accesso alle medesime condizioni al servizio. E quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è anche una discriminazione tra insegnanti, tra docenti. Per esempio non hanno il bonus docenti le nostre
le nostre insegnanti. Hanno che alla fine di una carriera lavorativa hanno uno stipendio che è più o meno quello di una insegnante che inizia alla scuola dell'infanzia statale, ed è evidente tutto quello che porta a un aumento del costo del personale, che pur sarebbe legittimo, che se lo meritano tutto, però si ripercuote sulle rette. Ecco, quindi non si può, anche a volte sento il sindacato, no? Pagare il giusto ai lavoratori, sì certo, però bisogna anche avere le entrate, perché sennò bisogna ulteriormente pesare sulle tasche delle famiglie. Allora perché il sindacato non si unisce a questa battaglia, per esempio? Ecco, che sarebbe importante, perché poi è a vantaggio soprattutto delle famiglie che hanno minori possibilità. Io sto pensando che purtroppo in Veneto, che abbiamo una percentuale molto alta di partecipazione alla scuola dell'infanzia, oltre il 96% di bambini tra 3 e 6 anni vanno a scuola dell'infanzia, e si vede, mi dicono che si vede nella primaria la differenza. Bene. Perché oggi sta diminuendo questa percentuale, per c'è chi non può permettersi la retta. Ora c'è chi ha il coraggio di dirlo, allora si collabora tra scuola, comune e si provvede lo stesso, ma non sempre questo accade. Non sempre i genitori hanno anche la capacità di capire l'importanza della scuola dell'infanzia. Dobbiamo pensare anche a situazioni di povertà educativa di alcune famiglie. Ecco, qui sarebbe importante, io lo dico sempre nelle convenzioni che facciamo con i comuni, facciamo alleanza amministratori comunali, servizi sociali e nostre scuole, perché tutti i bambini possano arrivare alla scuola dell'infanzia. Non è obbligatoria, ma è assolutamente necessaria. Voglio dire che è più che obbligatoria, è un bene per questi bambini, al di là che ce lo dica la legge, no? Che ci obblighi. Quindi questo è importante, secondo me, fare questo tipo di lavoro. Però per farlo, anche qui, bisogna metterci quelle risorse che sono necessarie perché ogni bambino possa accedervi. Sarebbe un vantaggio poi per tutti i bambini quando arrivano alla primaria, perché è ovvio che il bambino che ha delle difficoltà o i bambini che hanno delle difficoltà rallentano comunque il resto della classe, no? Però è giusto fare assolutamente inclusione. Ecco, quindi le cose che si possono fare sono tante, ma mi sembra che invece vengano vissute dalle istituzioni queste scuole, che pure ci supportano anche i comuni con un contributo, vengano un po' vissute come, ecco, ci chiedono i soldi, ma sono dei privati, ma anche sulle strutture, la loro messa in sicurezza. Io adesso ho promosso un percorso con le scuole, come FISM, per andare a capire com'è lo stato di sicurezza statico, strutturale delle scuole. Alla fine avremo un dato, perché è quello che io voglio per discutere poi con i sindaci e fornirlo al Presidente Cecchini. Chiaramente. Esatto, ma stiamo parlando di decine di milioni di euro, il PNR zero, sì. E però il 70% dei bambini della provincia di Treviso e il 65% dei bambini del Veneto va in queste scuole. È possibile che nessuno abbia pensato a dire, oh, dividiamo i fondi PNR in base alla popolazione scolastica e non alle strutture di chi sono in proprietà? Quindi anche qua un altro tema che è importante, perché è chiaro che la scuola la posso fare anche nel bosco, può anche essere che non mi serve la struttura, ma capiamo bene che le strutture però servono, perché ci vuole il docente preparato, il progetto formativo di qualità, ma ci vuole anche la struttura sicura. E alla fine di questo... pensi, ultimo esempio, nel 2000 ero appena arrivata, 22, esce un bando siccome le linee di indirizzo ministeriali dicono che c'è un terzo educatore che si chiama ambiente didattico, cioè gli strumenti, l'ambiente che il bambino trova dentro la scuola dell'infanzia aiuta l'apprendimento, lo aiuta ad apprendere. Per cui dice lo Stato, metto un bel po' di milioni per migliorare gli ambienti educativi didattici della scuola dell'infanzia. A chi presenta buoni progetti diamo fino a 75.000 euro per riqualificare l'ambiente didattico della propria scuola. Bene, riservato alle scuole dell'infanzia statali. Domanda, ho scritto una lettera all'allora ministro. Scusate, ma i 13.000 bambini che accogliamo nelle nostre scuole, cioè il 70% dei bambini della provincia di Treviso che frequentano la scuola dell'infanzia, perché non devono avere questa opportunità al pari degli altri? Cosa hanno questi bambini? Sono bambini di serie B? Perché l'ambiente didattico non serve alla Presidente della FISM,
non serve neanche al parroco della scuola parrocchiale, serve ai bambini. Ecco, come vedi, bisogna cambiare proprio paradigma. Le hanno risposto? Le ha risposto? E sì, il ministro Bianchi, che incontrai in quel periodo a Valdobbiadene, appunto, mi disse: ha ragione, purtroppo me ne sto andando, lascerò questa cosa per il mio successore. Sarà ancora chiuso in un cassetto, probabilmente sì, ma appena avrò un attimo di tempo riuscirò a incontrare il ministro Valditara, glielo ricorderemo. Io ho finito il tempo a disposizione, Oh, caspita. però alla luce di quest'ultima notizia che ci ha dato, cioè che state facendo un sopralluogo di tutte le scuole per capire in che situazione sono, ci ridiamo un appuntamento quando avrete il resoconto, Certo. per capire, visto che si parlerà anche di plessi che hanno una certa età e che quindi avranno bisogno, per capire chi dovrà pagare questi interventi. Bravissima. E immagino che a quel punto la FISM si mobiliterà come... Sì, credo a livello sa regionale, con il nostro presidente Stefano Cecchin, ma a livello ovviamente di Associazione dei Comuni del Veneto, ma credo anche debba essere necessario interloquire, lo potrà fare la Regione con il livello nazionale, perché le imposte sappiamo, la gran parte le paghiamo a livello nazionale. Anche perché sappiamo che i comuni possono arrivare fino a un certo punto nell'aiutarvi. Cioè, io impazzisco, ci siamo indebitati per 200 miliardi con l'Europa, anche per mettere in sicurezza le scuole. Non può essere che le scuole dei nostri bambini, le scuole dell'infanzia, non siano assolutamente state considerate. Io capisco le regole europee, ma le regole europee devono tener conto, attraverso la mediazione dello Stato, della realtà effettiva. Del territorio. Esattamente. Grazie davvero Simonetta Rubinato, Grazie a te. perché ci ha aperto ancora di più questo mondo delle scuole paritarie che tutti noi conosciamo, perché insomma immagino che da casa in tantissimi abbiano conosciuto queste realtà e abbiano apprezzato quello che è stato poi il supporto che è stato dato ai propri figli e quello che è il bagaglio che i propri figli hanno portato poi negli anni scolastici successivi. Grazie a Simonetta Rubinato, Presidente FISM Treviso, ci fermiamo per la pubblicità. Grazie. Siamo tornati in diretta e parliamo adesso di turismo, un turismo che non conosce stagionalità. Saluto, ringrazio per essere con noi Cristina Regazzo, responsabile Convention e Visitor Bureau. Buongiorno e grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, buongiorno. Noi parliamo del turismo in una terre Tradige, Po, terre lungo il Po, insomma adesso cercheremo di inquadrare anche geograficamente esattamente questo turismo che io ho premesso non conosce stagionalità, perché spesso noi parliamo del turismo estivo per quanto riguarda il nostro litorale, parliamo di un turismo invernale per le nostre splendide montagne, parliamo di un turismo che non conosce stagionalità per le città d'arte. E il vostro che turismo è? Perché voi avete commissionato una indagine di mercato proprio per capire quelle che sono le esigenze anche degli operatori turistici. Che cosa è emerso? Allora, sicuramente intanto rispondo alla sua prima domanda, noi siamo proprio terre fra Adige Po, cioè la provincia di Rovigo è abbracciata dai due fiumi, a nord dall'Adige, a sud dal fiume Po e in mezzo da quello che noi è il Canal Bianco, che noi chiamiamo anche proprio fiume di mezzo. Quindi geograficamente è questa proprio l'area e quindi noi siamo, come dire, sicuramente una terra che del fattore, come dire, ambientale trae sicuramente un grande valore, un grande input, ma è una terra che è fatta anche di borghi e lo testimoniano tutti i borghi storico-artistici che si incontrano viaggiando da ovest verso est. Quindi pensiamo, non lo so, per citarne alcuni, Badia Polesine, Lendinara, Fratta Polesine con il patrimonio UNESCO Villa Badoer, Rovigo capoluogo e poi ancora Adria, naturalmente, antico porto etrusco, per arrivare poi al Delta del Po. Quindi la missione in questo caso proprio stiamo parlando dell'attività di promozione svolta dal marchio d'area Terre Fradigie Po. Il marchio d'area è sempre un tavolo di coordinamento che è costituito da enti pubblici e
enti privati e soggetti privati ed è sostenuto da Camera di Commercio Venezia Rovigo e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ecco, questi due enti ci hanno aiutato a partire dal 2021 a sviluppare proprio questa missione nostra, che era proprio quella di coprire un vuoto. Il vuoto si era creato, sapete benissimo che le normative mutano negli anni, le normative, le leggi turistiche mutano nel corso degli anni, quindi dopo la nascita nel 2014 delle varie OGD, sicuramente nel caso della provincia di Rovigo erano rimasti poi diciamo senza custode, senza valorizzatore, tutti quei prodotti diversi dal prodotto balneare e dal prodotto Delta del Po e fiume. E questo, quindi parlo proprio di arte, storia, cultura, enogastronomia, ma anche la natura c'è sempre, perché come ho spiegato fin dall'inizio la natura è sempre presente, ma anche poi tutti quegli eventi che ruotano attorno alle motivazioni di business e che sempre la Regione Veneto ha quanto mai, come dire, valorizzato e sostenuto grazie alla nascita della rete dei Convention Bureau che risale al 2013-2014. Quindi a partire da quell'anno sono state fatte anche in tutte le destinazioni venete, quindi anche a Rovigo, numerosi passi avanti. Arrivo alla seconda domanda. Questa ricerca di mercato quindi è stata voluta proprio non tanto per far emergere dati quantitativi che sicuramente sono noti e consolidati dalle statistiche, quindi certamente le strutture soprattutto all'aria aperta e le strutture ubicate nella area balneare, quindi Rosolina Mare, Porto Tolle, quelle sono quelle che da un punto di vista quantitativo registrano il maggior numero di presenze annue. Certamente, ma il nostro scopo era diverso, era quello proprio di far emergere, di evidenziare quali erano, come dire, quei segmenti di turismo su cui dobbiamo prestare attenzione, quelli che possono essere assolutamente sviluppati per poter dare maggiori frutti ed essere naturalmente più efficaci nel medio-lungo periodo. Questo era scopo della ricerca e questo effettivamente è emerso, cioè sono emersi i turismi, come ha detto lei giustamente all'inizio, presenti tutto l'arco dell'anno. Quindi storia, arte e cultura sì, anche a Rovigo. Anche che non è però solo il turismo della famiglia, della coppia che si organizza, viene in vacanza, va a visitare, ma anche un turismo che nasce da motivi di lavoro, cioè chi partecipa ad una convention, partecipa ad un evento di lavoro, crea un turismo. Ma anche solo le riunioni periodiche che tutte le aziende che abbiamo nel territorio organizzano, quindi c'è un flusso costante di presenza per motivi di lavoro. Ci sono tante aziende che hanno collegamenti, come è giusto che sia proprio per attività import-export oppure per attività di casa madre. Quindi c'è un flusso di persone che per motivi di lavoro ogni mese dell'anno arriva. Quando parlo di Rovigo intendo sempre la destinazione ampia, cioè intendo la provincia di Rovigo chiaramente. Quindi ci sono presenze che si distribuiscono nei vari comuni. Questo è un dato molto interessante. Oltretutto, come dicevo prima, il turismo business è anche creato non solo da queste, come dire, presenze abbastanza continuative, ma anche dall'organizzazione di eventi. E infatti, come dicevo, anche con la rete regionale Venice Region Convention Bureau Network, noi organizziamo davvero tante azioni molto importanti che stanno dando i loro frutti e infatti nell'arco di 10 anni questo dato che è emerso è che questo segmento di mercato che
nel 2010-12 poteva essere insomma veramente agli esordi con dati percentuali minimi, ora siamo quasi al 10%. Ecco, quindi questo voglio dire, la cosa importante è proprio mettere in evidenza quali sono i segmenti su cui agire. Poi, come sempre, queste indagini di mercato sono preziose, ma non sono, come dire, non possono essere lette da sole, vanno inserite in un contesto più ampio, in un modello di business, ma mi permetto di dire proprio in un modello di governance. Ecco, su questo chiaramente l'area deve fare ancora i suoi passi avanti, perché insomma, la Regione lo sta sollecitando assolutamente già da anni, e soprattutto diciamo prima e dopo, insomma, con l'avvento della pandemia e con la fine della pandemia, diciamo che si è anche sollecitato ad accelerare questa sistemazione di governance, perché senza governance e senza organizzazione non si possono neanche definire le corrette strategie di promozione della destinazione, che ovviamente devono contare tutti i prodotti turistici per poter essere sostenibili. E quando dico sostenibili non mi riferisco evidentemente solo al parametro ambientale, ma soprattutto a quello economico e sociale. Da questa analisi sono nati anche degli strumenti concreti per, diciamo così, dare una risposta a quelle che sono le necessità di questo nuovo turismo nel vostro territorio. Sì, diciamo che concomitante con le azioni che abbiamo intrapreso nel 23 e questa ricerca di mercato, sicuramente diciamo che abbiamo avuto anche una riprova che tutte le azioni condotte andavano anche poi esplicitate, e sia come destinazione Rovigo e anche sempre in collaborazione con le altre destinazioni della Regione Veneto e quindi con i colleghi della rete regionale dei Convention Bureau, abbiamo creato nuovi strumenti, quindi per esempio dei video proprio di segmento, di settore, quindi video wedding, il turismo, cioè tutto quello che trasporta e può attirare il fatto di venirsi a sposare nel Veneto e quindi anche in provincia di Rovigo. Quindi un video specifico sia di destinazione, quindi lo trovate tutte queste cose si trovano nel sito web www.terrefradigepo.com nella gallery, così come abbiamo anche creato una serie di strumenti propri della destinazione, quindi oltre ai video di settore trovate anche, cioè di questi segmenti specifici di turismo, trovate anche 5 nuove clip sull'area che sono state insomma che valorizzano diciamo i percorsi open air, e poi abbiamo realizzato, grazie al supporto quindi in questo caso anche di GAL Adige, abbiamo realizzato anche questo nuovo sito web che ho appena citato, accanto a quello già esistente che è sempre però diciamo è sempre seguito e valorizzato, che è rovigoconventionbureau.com, ovviamente rivolto ad un target più orientato appunto al viaggio per motivi di eventi business. Un'altra cosa che abbiamo realizzato sono una prima collana di 6 brochure, e queste brochure naturalmente seguendo l'immagine grafica regionale valorizzano o singoli luoghi sempre meno conosciuti. Vi parlo, non lo so, del monastero degli Olivettani a Rovigo, che certamente è meno conosciuto del Tempio della Rotonda, ma anch'esso nostro simbolo, quindi c'è la brochure anche per il Tempio della Rotonda, accanto invece a brochure che valorizzano i borghi, quindi Badia Polesine e quindi Fratta Polesine. L'Endinara abbiamo preferito invece puntare il nostro obiettivo un altro santuario splendido che è quello della Madonna del Pilastrello. Ci sono veramente
tante cose. Non è una novità che il Veneto sia uno scrigno davvero di siti, di ambienti, di monumenti, proprio tutto da scoprire. L'ultimo, anche sempre nel mio territorio, l'ho scoperto proprio domenica scorsa vicino a Canda, è un magnifico parco, il parco di Villalta. Veramente ci sono davvero tante aree diciamo poco conosciute che sono preziose proprio per suggerire questo e sostenere questa promozione di turismo lento, che sicuramente trova il suo apice qui in queste zone, ma anche in altre zone del Veneto. È davvero un piacere, una scoperta sia per il turista il turista italiano, ma anche quello straniero che magari si ferma un po' più di tempo qui da noi, quello di poter esplorare. Ecco, c'è tanto margine ancora di esplorazione, c'è tanto margine per potenziare questi servizi. Questo è quello che i soggetti pubblici e privati insieme devono, impegnarsi a fare. Devono poter potenziare, creare naturalmente infrastrutture e possibilità per migliorare l'esperienza del nostro viaggiatore. Io la ringrazio davvero tantissimo perché ci ha fatto scoprire, perché immagino che anche per molti veneti siano dei luoghi poco conosciuti e dunque andate a visitare questi siti web e andate a scoprire quelle che sono le meraviglie delle terre tra Adige e Po. Grazie davvero a Cristina Regazzo, responsabile Convention e Visitor Bureau, e naturalmente buon lavoro, pronti qui a dare ulteriori aggiornamenti, ulteriori novità che riguardano il vostro splendido territorio. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie davvero. Insomma, grazie. Questo è un turismo che non conosce stagionalità, è un turismo da vivere 365 giorni l'anno, l'abbiamo detto, tra enogastronomia, natura, arte, cultura e un turismo che si apre a nuove frontiere. Noi siamo in chiusura, ora vi lascio al meteo, alla pubblicità e poi torneremo in diretta con la CGIL e torneremo a parlare di un tema già toccato insieme a Simonetta Rubinato, che è quello della denatalità nella nostra provincia, ma poi anche vi aggiorneremo su quello che è quella che è la raccolta firme avviata dalla CGIL il 25 aprile scorso per 4 referendum abrogativi che riguardano il mondo del lavoro. Tutto questo subito dopo le previsioni del tempo e la pubblicità. Intanto grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo tra pochissimo. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso sud. Ancora qualche disturbo sul nostro territorio, ma tempo in via di miglioramento. Il dettaglio di mercoledì 8 maggio. Sul Veneto la pressione inizia ad aumentare. Al pomeriggio sarà possibile qualche residuo temporale sui monti e sulle pianure limitrofe. In diradamento entro sera, più soleggiato altrove. Temperature in ripresa, minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese tra 20 e 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in giornata saranno ancora probabili delle piogge sparse alternate a schiarite, fenomeni meno probabili sulle zone costiere. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime sui 19-22 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo rovesci sparsi che tenderanno poi a diradarsi, lasciando spazio a tratti più soleggiati. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Salvadori Agricoltura. Scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.